benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo, dipendente della società di raccolta rifiuti Libero dal Servizio muore in un incendio di sterpaglie mentre puliva un giardino privato, un'attività che faceva per arrotondare. Il magistrato della Corte di Cassazione Giordano, già consulente al Senato per gli infortuni sul lavoro, commenta: è un operaicidio. A Catania una madre finisce ai domiciliari per violenza sessuale nei confronti del figlio quindicenne con disabilità psicologica. La storia agghiacciante andata avanti per 2 anni. Messina, l'epilogo terribile di una storia terribile. La legale della madre di Sara Campanella commenta così il suicidio in carcere del femminicida della figlia. Colpa dello Stato, polemizza il difensore di Argentino. È stata negata la perizia psichiatrica che avevo chiesto per Stefano. Messina, primi operai al lavoro per il ponte entro settembre. Tra sorrisi e foto, il vice premier Salvini va oltre i festeggiamenti con i siciliani della Lega dopo il sì del governo al progetto del cavalcavia sullo stretto. Nuove contestazioni dei contrari, ora toccherà alla Corte dei Conti dare l'ok definitivo. Sicurezza a Palermo, delusi i commercianti dopo la missione del ministro Piantedosi nel capoluogo. Non si è parlato del presidio fisso delle forze di polizia in centro, chiesto da tempo dagli esercenti vittime di illegalità e violenze. A Catania svolta per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza, senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna annuncia l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico, ma i dipendenti restano preoccupati per il futuro. Sempre a Catania, in piazza Viceré, la prima isola ecologica intelligente. Basta inserire il codice fiscale per depositare i rifiuti differenziati a qualunque ora e anche se non si risiede in città. Calcio, il Palermo segna 7 gol in amichevole prima del City. Il Catania domenica si presenta al Massimino e potrebbe esserci Aloi. A Siracusa installate le torri faro al De Simone. Trovati la tragedia di Palermo, una dipendente della società di raccolta rifiuti Libero dal Servizio è morto in un incendio di sterpaglie mentre puliva un giardino privato. Era al lavoro per arrotondare. Tonino De Mana. Era libero dal servizio e faceva il giardiniere per arrotondare. Invece di andare al mare o a riposarsi, stava lavorando sotto il solappicco in un terreno privato per ripulirlo dalle sterpaglie, quando all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. È morto così Francesco Sanfilippo, 54 anni, dipendente della RAP, la municipalizzata che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo. La tragedia si è consumata nel quartiere di Santa Maria di Gesù. A lanciare l'allarme una chiamata al 112 che annunciava l'incendio in un giardino in via D'Arenu. Nel corso dell'intervento di spegnimento è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo. Probabilmente il decesso è avvenuto per aver inalato fumi dopo aver tentato di domare il rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile. Indagini sono in corso per far luce sull'accaduto. La tragica fine del giardiniere ha suscitato commozione, rabbia e sgomento, sentimenti che in tanti hanno condiviso per un destino crudele a cui è andato incontro Francesco Sanfilippo. L'operaicidio continua. Il magistrato Bruno Giordano, già capo dell'Ispettorato del Lavoro, commenta così l'ennesima morte sulla morte bianca e invoca formazione e controlli severi. Ascoltiamolo. Ancora una morte sul lavoro in Sicilia, ancora un operaicidio. Questo vuol dire che il lavoro continua a uccidere, perché è innanzitutto un lavoro irregolare, senza sicurezza, che viene svolto soprattutto in questi giorni ad alte temperature. Ricordiamo che le alte temperature non sono soltanto causa di malori improvvisi, ma anche di perdita di concentrazione, di attenzione e quindi di aumento del pericolo per sé e per gli altri. Senza un'osservanza rigorosa e senza controlli capillari, che purtroppo non ci sono in questo paese, non arriveremo mai ad essere un paese civile.
Orrore a Catania, una madre è finita ai domiciliari per violenza sessuale nei confronti del figlio quindicenne con disabilità psicologica. Desiree Ferlito. Una storia dell'orrore, quella scoperta dalla Polizia di Stato a Catania, dove una donna è stata arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 15 anni, affetto da deficit psichici. L'indagine, avviata dalla Procura distrettuale di Catania e scaturita da una segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato, ha messo in luce che la donna di 51 anni avrebbe abusato del figlio sin da quando aveva 13 anni, inducendola a compiere atti sessuali con l'invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito, nonché foto e video di autoerotismi rinvenuti sul telefono cellulare della donna. Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l'assistenza di una psicologa, ha confermato con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dai accertamenti tecnici. La procura distrettuale ha chiesto e ha ottenuto dal giudice un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla polizia postale con l'applicazione del braccialetto elettronico alla donna e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima. Il giallo della morte di Simona Sinà. È in corso a Palermo l'autopsia sul corpo della ventenne trovata senza vita in piscina. Tanti dubbi che i medici legali sono chiamati a sciogliere, uno su tutti: Simona è morta annegata? Lorena Dolci. È il giorno della verità per Simona, la ventenne morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. Le risposte ai tanti dubbi dei familiari arriveranno dall'autopsia in corso all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. In mattinata sono arrivati la madre, il padre, la sorella gemella e altri familiari per dare alla ragazza l'ultimo saluto. Poi il via agli accertamenti che dovranno rispondere ad un interrogativo su tutti. Simona è morta annegata? Lo diranno eventuali tracce di acqua nei polmoni. Il suo corpo era adagiato sul fondo della vasca, in un angolo lontano dal punto bar e poco illuminato. Ha perso coscienza, ha accusato un malore. Perché una ragazza sportiva, ottima nuotatrice e in perfetta salute sia morta così è tutto ancora da capire. Bisognerà aspettare l'esito completo degli esami, fondamentali anche le analisi tossicologiche, per capire se, come sospettano i familiari, qualcuno abbia dato alla ventenne una droga che l'ha poi uccisa. Nella villa sono state sequestrate decine di bottiglie di alcolici, anche se nei video girati durante la festa con le amiche Simona appare sorridente e tranquilla. I primi accertamenti hanno escluso segni di violenza, tranne alcuni ematomi sullo sterno, probabilmente dovuti ai tentativi di rianimazione da parte dei ragazzi che per primi l'hanno soccorsa. I medici avranno anche il compito di accertare eventuali patologie cardiache congenite, anche se la famiglia ha sempre detto che Simona non aveva mai avuto problemi di salute. È finito in una duplice tragedia il delitto a Messina di Sara Campanella. Il giovane femminicida, Stefano Argentino, si è tolto la vita in carcere e il suo legale accusa lo Stato. Francesco Triolo. Stefano Argentino, il 27enne di noto reo confesso per il femminicidio di Sara Campanella, si è impiccato ieri pomeriggio nella cella del carcere di Gazzi a Messina, dove era detenuto. La tragedia si è consumata poco prima delle 17. Il giovane era stato sottoposto ad attenta sorveglianza, revocata 15 giorni fa, perché dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi, un pericolo che anche la madre aveva sollevato nei giorni successivi all'arresto. Dopo colloqui con psicologi e terapeuti, la situazione era migliorata ed era tornato ad un regime carcerario ordinario. Sull'accaduto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta. L'avvocato Concetta Latorre, che assiste la mamma di Sara Campanella, ha commentato l'episodio definendolo l'epilogo terribile di una storia terribile. Ha deciso lui le sorti di due famiglie, per noi un colpo molto doloroso, ha detto. Il legale di Argentino, Stefano Cultrero, invece se la prende con lo Stato, considerato l'unico responsabile. Avevo chiesto una perizia psichiatrica perché avevo compreso Stefano e i suoi problemi, ha detto. Argentino aveva già manifestato la volontà di suicidarsi lo scorso aprile, quando rifiutava anche cibo e acqua. La madre argentina e i magistrati, nell'immediatezza dell'arresto, aveva spiegato di aver aiutato il figlio perché aveva manifestato l'intento di suicidarsi subito dopo i fatti. Il 10 settembre si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Messina. Il GIP aveva respinto la richiesta di perizia psichiatrica per Argentino nelle contestazioni della procura, anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.
Restiamo a Messina, primi operai al lavoro per il ponte entro settembre. Fra sorrisi e foto il vice premier Salvini ha festeggiato con i siciliani della Lega il sì del governo al progetto del cavalcavia sullo stretto. Ci sono state nuove contestazioni di No Ponte, ma ora toccherà alla Corte dei Conti dare l'ok definitivo. Francesco Triolo. Lo scenario dello stretto di Messina, proprio lì dove il ponte sorgerà, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scelto Torre Faro per festeggiare il sì del CIPES al progetto definitivo dell'opera. Foto, abbracci, saluti con i simpatizzanti della Lega arrivati da tutta la Sicilia. Il sì di ieri dà un'accelerata importante all'iter che adesso passerà per la ratifica alla Corte dei Conti, che dovrà dare l'ok definitivo. Conto che arrivi per partire entro settembre, per vedere sia a Messina che a Reggio i primi operai al lavoro. Ci saranno le indagini archeologiche, ci saranno gli espropri. Ricordo che chi verrà espropriato su entrambi i fronti avrà un 20% in più rispetto agli espropri che ci sono in tutti i cantieri, penso all'alta velocità. Si guarda ai tempi, ai costi, ma anche ai pericoli di possibili infiltrazioni nell'opera. Su questo Salvini è stato chiaro. Noi vigiliamo e chiediamo l'appoggio di tutti, perché ovviamente il problema non sarà nella costruzione del ponte e i piloni, ci sono i subappalti, ci sono le mense, il movimento terra, i servizi, i trasporti. E quindi conto che le procure ci diano una mano. L'approvazione del CIPES fa scattare anche un altro step. Con oggi la politica e il ministro ha fatto normativamente, economicamente tutto quello che poteva e doveva. Da oggi è operativo il contratto fra Stretto di Messina e il consorzio Eurolink. A questo punto però la palla passa in mano ai tecnici e saranno loro, immagino cominceranno dalle opere accessorie. Strade e aree di cantiere, espropri, temi caldi a queste latitudini ed il fronte del no non è mancato, in spiaggia prima, fuori dal locale che ospitava Salvini poi. A Prizzi, nel Palermitano, un 57enne, Francesco Dino, è stato ucciso a coltellate, è stato portato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, ma è morto prima di arrivare in ospedale. I carabinieri indagano per risalire agli autori. Sicurezza a Palermo, delusi i commercianti dopo la missione del ministro Piantedosi nel capoluogo. Non si è parlato del presidio fisso delle forze di polizia in centro, che è richiesto da tempo dagli esercenti vittime di illegalità e violenza. Desiree Ferrito. Promesse generiche e nessun provvedimento immediato. Il ministro Piantedosi a Palermo per fare il punto sull'ordine e la sicurezza pubblica dopo i ripetuti episodi di violenza delude le aspettative dei commercianti che chiedono da tempo un presidio fisso per la sicurezza dei cittadini. Ha ribadito le statistiche con i reati in calo a Palermo e nell'area metropolitana del 13% e ha sottolineato che sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. Poi ha annunciato più risorse per le telecamere e più uomini, suggerendo anche l'idea delle zone rosse, senza però entrare nel dettaglio su quando e come. Il fatto che il ministro annunci un calo delle statistiche non significa niente, perché molti ormai non denunciano furti o aggressioni, rassegnandosi alla certezza dell'impunità di chi li commette, dice Giuseppe Corrente di Fiepet Confesercenti. Non possiamo permetterci facili entusiasmi né pensare che le zone rosse siano la soluzione. Al contrario, rischiano di diventare uno strumento di pressione e ricatto verso commercianti e residenti. Le risorse in campo e gli uomini in strada servono subito, anche per poter cambiare questa sensazione di impunità. Quanto alle zone rosse, queste sono fuori da un'illogica del vivere democratico. C'è un'ultima ora, la notizia che i familiari attendevano è arrivata, sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato nella piscina di una villa di Bagheria, come abbiamo detto poco fa, dove stava festeggiando la laurea di due amici. Questi sarebbero i primi risultati dell'autopsia che si è appena conclusa, morte per annegamento, che non ha fatto autopsia, che non ha fatto emergere problemi cardiaci o di altra natura. Non è stato ancora chiarito l'orario esatto della morte della giovane. Naturalmente
vedremo nelle prossime edizioni del nostro TG gli sviluppi di questa notizia. Torniamo a Catania, 2 arresti per droga. Avevano trasformato le loro abitazioni in un deposito per gli stupefacenti, ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della polizia che durante un controllo nel quartiere Cibali hanno notato un SUV sospetto con a bordo 2 uomini. Sul mezzo trovate varie bustine di marijuana e denaro in contanti. Nella loro abitazione è sequestrata altra droga, mezzo chilo, e banconote false. I finanzieri di Catania hanno sequestrato 45.000 litri di gasolio per autotrazione nella zona industriale della città. Sono state denunciate 3 persone per contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione. La confisca è nata dopo che i finanzieri hanno fermato questo tir nella contrada di Torre Allegra. L'auto articolato avanzava con grande difficoltà proprio per l'eccessivo peso del carico trasportato. A Catania svolta per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza, l'ODA, senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico, quindi il ritorno al lavoro, ma i dipendenti sono ancora preoccupati per il loro futuro. Giusy Lazzara. Quando vengo al lavoro ogni giorno vedo piangere le colleghe, perché ci sono colleghe che veramente hanno situazioni disastrose e a volte mi commuovo anch'io vedendoli, perché i poverini veramente dopo 7 mesi sono sempre presenti, lo dico veramente, e assistono i ragazzi come tutti quanti. La storia di Angela, infermiera professionale assunta dopo anni di precariato all'Opera Diocesana Assistenza di Catania, è uguale a quella di altri 300 dipendenti senza stipendio da 7 mesi che restano adesso col fiato sospeso in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo. E l'arcivescovo Luigi Renna a indicare la strada per una soluzione. L'annuncio di un bando per l'affitto del ramo d'azienda, perché non si vuole fare cassa, si vuole semplicemente assicurare che ci sia un'azienda in grado di pagare gli stipendi pregressi e in maniera regolare ai nostri lavoratori. I debiti sono tanti e le soluzioni difficili. I debiti dell'ODA sono circa 53-54 milioni complessivamente, di cui una trentina, poco meno di una trentina, di debiti tributari e previdenziali. Resta l'attenzione dei sindacati per la salvaguardia dei posti di lavoro. Mettere un carico rispetto a quello che sono pure le garanzie occupazionali sarebbe inammissibile. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la strategia per garantire non solo il lavoro, ma anche gli oltre 1.500 assistiti con disabilità sarà un'assistenza adeguata. Ancora a Catania, attivata la prima isola ecologica intelligente. Il sito realizzato in piazza Viceré. Vediamo come funziona e a chi è rivolto nel servizio di Tonino De Mana. La prima delle 4 isole ecologiche intelligenti di Catania è in piazza Viceré. Eccola con 8 moduli, 4 per la plastica, con portellone frontale per la movimentazione dei contenitori interni. Rappresenta una valida alternativa alla raccolta porta a porta dei rifiuti, con la possibilità di poter conferire in qualsiasi ora del giorno, anche se fuori comune di residenza. Come funziona? Semplice, basta inserire il codice fiscale. Differenziamo e teniamo pulita Catania, coraggio, è facile. Le altre 3 isole ecologiche intelligenti realizzate con fondi PNRR saranno attivate in via Gozzano, zona Vulcania, in piazza San Pio X e in via Madonna Le Salette, piazza Don Innocenzo Bonanno. Perché intelligente? Un sistema che utilizza il codice fiscale. Il codice fiscale viene posto davanti al sensore e si aprirà di conseguenza il portello per la frazione merceologica che tu hai scelto, sia plastica, carta e cartone, vetro. Stiamo cercando di dare una traccia più ecologica e più sostenibile a questa città, con i Mangiaplastica, il consorzio Corepla, con le isole intelligenti che ci sono state fornite dal Ministero grazie ai fondi PNRR, e cercheremo di dare un'impostazione un attimino diversa. Si possono smaltire carta, vetro, plastica, lattine e piccoli elettrodomestici. Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e consente la riduzione dei costi di trasporto attraverso sistemi di telelettura a distanza.
Per i rifiuti a Catania la svolta è partita e noi naturalmente seguiremo gli sviluppi. Il sindaco di Acireale Barbagallo, consigliere metropolitano di Catania, è il primo cittadino di Mister Bianco Corsaro, che è consigliere nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, dopo l'approvazione da parte della Regione della norma che stanzia 45 milioni per gli extracosti dei rifiuti in favore dei comuni siciliani, ringraziano il governatore Schifani. Il presidente Schifani, dicono, e i deputati hanno recepito il grido d'aiuto dei siciliani di fronte alle grandi emergenze che impattano sulle famiglie. Questo è il commento di Barbagallo e Corsaro, che ora confidano sulla stessa sensibilità per l'assistenza scolastica degli alunni più fragili. Spettacolo al Teatro dell'Efobo di Agrigento, applausi per i Cavalieri, potente denuncia contro corruzione e demagogia, diretta da una brillante Cinzia Maccagnano, un classico di 2500 anni fa che però parla al presente. Davide Sardo. Una satira antica ma più attuale che mai. Si è conclusa tra applausi e apprezzamenti la rappresentazione dei Cavalieri di Aristofane al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Un testo scritto 2500 anni fa che ancora oggi colpisce per la sua lucida denuncia contro la corruzione, la propaganda e la deriva morale di una società che affida il potere ai peggiori. Sul palco 7 attori straordinari, tra cui Cinzia Maccagnano, anche regista dello spettacolo, hanno dato vita ad un intreccio di parole, canti e danze con un'interpretazione poliedrica e coinvolgente. Il pubblico ha apprezzato non solo la qualità artistica della messa in scena, ma anche la forza del messaggio, una riflessione amara e attualissima sul rischio che l'indifferenza e l'inganno portino al decadimento civile. Quello che ci racconta in questa commedia è che ogni politico che avanza di grado è peggiore dell'altro, però ci fa anche riflettere sul fatto che siamo noi, che è il popolo in questo caso, cioè proprio il personaggio del popolo, che si lascia abbindolare e che in qualche maniera accetta questo modo, ecco, di comprare con un po' di fuffa, diciamo, il popolo. Una serata intensa, in equilibrio perfetto tra leggerezza e pensiero. Ci fermiamo, tra poco le ultime sul calciomercato e la vittoria del Palermo in amichevole. State con noi, fra pochissimo torneremo. Calcio e il Palermo segna 7 gol in amichevole. Sabato il super match con il City. Nel Catania è tempo di cessioni, il primo in arrivo sarà Aloi. Marco Carli. 7 gol in amichevole con l'Athletic Palermo in vista del big match con il City di sabato. La squadra di Inzaghi contro la neopromossa in Serie D ha mandato in rete Augello, poi Ampalo, autore di una doppietta, Segre, Diachité, Brutto e Palumbo, mentre per l'Athletic il gol porta la firma di Gonzalo Sanchez. Un test in vista del match di sabato davanti ad un Barbera strapieno con circa 34.000 persone presenti. Sul mercato Bardi arriva come secondo e Gomis al momento è confermato. Si raffredda per adesso la pista Klinsmann. In casa Catania domenica il match con il Valletta, prima il Massimino, spettacolo, presentazione della squadra che indosserà le nuove maglie, presente Pelligra, assenze nei gruppi organizzati. La Sud ha considerato eccessivo il prezzo per un posto in curva, giudicando più indicato una cifra rappresentativa, visto il blasone dell'avversario. Sul mercato si tenta di sbloccare alcune cessioni, Bocic va al Picerno, De Rosa al Cosenza, Aloi in arrivo a centrocampo. Il giocatore ha parlato con i dirigenti della Ternana che deve chiudere alcuni pagamenti relativi al ragazzo che fa pressione per arrivare a Catania. Annuncio, come già detto, possibile a breve. Per D'Ausilio riflessioni in corso, piace ma la pista potrebbe concretizzarsi più avanti. Caturano è seguito, il giocatore ha però un ingaggio importante, i gol segnati negli ultimi anni lo ergerebbero a titolare con equilibri da gestire con gli altri attaccanti. Accostate ai rossazzurri il catanese classe 2005 Leonardi. A Siracusa in vista del test congiunto con il Priolo del campionato installate le torri faro allo stadio. Sul mercato dopo alcuni arrivi ma con un organico abbondantemente da completare si attende l'integrazione della Fideiussione al 14 agosto per operare nuovamente in entrata. A Trapani allenamenti a porte aperte in questi giorni, sul fronte mercato contatti in corso per le cessioni di Celiento, Carraro e Udo. In chiusura vi ricordo l'ultima ora sui primi risultati dell'autopsia sul corpo di Simona Cinà, morte per annegamento.
gli aggiornamenti alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.